Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Tu poi dici che uno non deve bestemmiare, no? Tu dici non bestemmiare Neapolis perché tanto se bestemmi non risolvi niente. Però intanto sfogo. Allora, oggi è stato sancito che il calciomercato del Napoli è finito. Non arriverà nessun altro giocatore, ragazzi. Complimenti alla società, complimenti a Rudy Garcia, complimenti a tutti. Cioè, ragazzi, io veramente non riesco a capire questa cosa. L'ha riportato Sky Sport questa notizia, quindi io veramente non ho parole e continuo a ribadire, questo è un calciomercato da due, voglio. Questo è un calciomercato da due in pagella. Cose senza senso, cioè tu vendi Kim, vai a comprare Nathan. Io l'ho detto ieri, con tutto il rispetto che io possa avere per questo calciatore, però ragazzi non mi dà la fiducia che io avevo in Kim. Ragazzi, è più forte di me, io non so cosa farci, però è così, voglio. Non me ne vogliano i sostenitori di Nathan, perché poi dimostrerà naturalmente il suo valore all'interno del campionato. Però ragazzi, ad oggi questo Napoli vale 2. Hai buttato via Dombele, va bene perché tu hai venduto Dombele, anzi non l'hai riscattato Dombele, a parte i prezzi erano alti per riscattare Dombele, posso capirlo. Sei andato a prendere Cajuste, con tutto il rispetto che anche io posso avere per Cajuste, ragazzi, però secondo me Dombele almeno aveva anche più esperienza internazionale, Dombele a posto di Cajuste. Cioè, Faraoni, tu dovevi prendere Faraoni, c'è già l'accordo con il giocatore, non sei andato a chiudere la trattativa con Faraoni. Hai Zanoli sulla fascia come terzino, non vedrà mai il campo. E ieri addirittura c'è stato una dura intervista del procuratore di Zanoli che ha detto lui vuole giocare a 6 richieste, il Napoli non lo lascia partire, andremo con Laic per far valere la nostra voglia di giocare, il giocatore deve essere venduto. Cioè ragazzi, hai Lozano che doveva andare via quest'anno, non l'hai mandato via. Hai Demme e non lo mandi via. Hai Catano che dovevi mandare via e non l'hai mandato via. Cioè ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? A centrocampo siamo a posto, abbiamo Raspadori fa il jolly. Cioè ragazzi, ma veramente stiamo facendo? Elmas avevi in offerta da 30 milioni per Elmas. Elmas non l'hai venduto. Tu, se ti davano 30 milioni, Elmas lo dovevi vendere di corsa. E con quei soldi o ti prendevi Gabri Vega o ti andavi a prendere Samardzic, Cioè ragazzi, non ci sono parole per questo schifo che ha fatto questa società quest'anno. Uno scudetto vinto in maniera epocale, perché il Napoli ha fatto uno scudetto l'anno scorso epocale da ricordare nei libri di storia, ragazzi, perché ha dato merda a tutti, tutto quanto l'anno scorso. Quest'anno hai fatto lo stesso errore del Milan. Dovevi confermare lo scudetto vinto quell'anno scorso, dovevi andare a incrementare il valore della rosa e tu hai fatto come il Milan. Non hai fatto nessun acquisto importante, ti sei seduto sugli allori. Quando Garcia dice non bisogna sedersi sugli allori, la società quest'anno si è seduta sugli allori. Poi, se tu rivinci lo scudetto, vengo qui nuovamente e ti dico brava società, hai fatto gli investimenti giusti, grazie per questo scudetto, per il quarto scudetto del Napoli. Io personalmente rimango fiducioso e dirò sempre e comunque che il Napoli lotterà per lo scudetto, ma lo dico da tifoso, voglio. È normale che io da tifoso dica una cosa del genere, però che poi mi venite a dire il calciomercato Garcia si sente bene con la squadra, sta bene, sta a posto. Cioè ragazzi, ma veramente due acquisti e per lui va bene il Napoli così. E lui spingeva per prendere Gabri Vega, significa che allora la squadra non ti stava bene, perché se tu spingi per prendere Gabri Vega significa che per te la squadra non è completa, non è pronta. Cioè, non riesco a concepire questa scelta, e io lo dico, il Napoli quest'anno è stato più dietro a Spalletti e Giuntoli che dietro ai giocatori.
Il DS doveva essere presentato subito dopo le dimissioni, subito dopo aver mandato via Giuntoli. Tu hai aspettato un mese per trovare un DS. Cioè ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? E continuo a ribadire, ad oggi il calciomercato del Napoli è 2 e 2 rimarrà, Waiu, perché il calciomercato del Napoli è chiuso, l'ha detto anche Sky Sport. Garzia è fiducioso della squadra che ha. Cioè, ragazzi, c'è poco da fare, c'è pochissimo da fare. Questo Napoli qui, secondo me è più scarso dell'anno scorso. Ragazzi, a me se mi veniva Gabri Vega o Samardžić ti dicevo, forse è più forte perché è più completo rispetto alla passata stagione. Però ad oggi voglio no. E io nemmeno credo a Sport Mediaset quando dice il Napoli tenterà l'ultimo colpo per last minute Samardžić, ma nemmeno ci credo, ma nemmeno ci credo io. Non ci credo nemmeno se lo vedo che il Napoli prova ad andare a prendere Samardžić. Potevi prenderti Cole Miners, troppi soldi, e lì posso capire perché lo valutano a 60 milioni ed è schifoso la valutazione che fa l'Atalanta. Potevi prenderti Samardžić, l'hai fatto andare prima all'Inter, gli hai fatto fare le visite mediche con l'Inter, poi l'Inter non l'ha chiuso la trattativa. Però ragazzi, a questo punto vammi a prendere Samardžić. Se tu vuoi dimostrare a questa gente qui di Napoli che ci tieni a questo scudetto vinto, non che sponsorizzi le magliette con Napoli, perché ora queste magliette qui quante ne venderai? Cioè è tutto merchandising. Ragazzi, non ve l'ho detto, non riesco a concepire la scelta societaria di Aurelio De Laurentiis quest'anno. Mi dispiace, ma io non la concepisco. Mi dispiace. Stai facendo lo stesso errore che hai fatto con Carlo Ancelotti, dandogli la squadra come era quando c'era Sarri. Io la penso così, poi io mi sbaglierò, mi chiuderanno la bocca, anzi io mi auguro che Garzia ci chiuda la bocca, però pure Garzia ha le sue colpe, perché Garzia ha le sue colpe, perché se tu mi metti Ostergaard a centrocampo, significa allora che la squadra non ti va bene. Non ci prendiamo per il culo, perché è così, è vero. Quindi caro Garzia, tu con la società dovevi parlare prima di arrivare a Napoli, nel senso, mi dai carta bianca sul mercato, posso fare il calciomercato, quanto possiamo spendere, dove possiamo spendere, dove dobbiamo investire. Ragazzi, mi dispiace, ma secondo me Spalletti sapeva già tutto e quindi ha fatto bene ad abbandonare la nave, perché sapeva che lui, che Aurelio De Laurentiis, non avrebbe fatto una squadra per puntare a rivincere il secondo scudetto di fila. Poi io l'ho detto e mi dispiace, spero che mi chiudiate la bocca a fine anno. Io sono amareggiato e sono deluso, sono veramente deluso. Fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Sempre e comunque forza Napoli, dal vostro Neapolis 1926. Ciao.